Buongiorno, mi scusi, ho sentito che lei ha fatto un fischio, volevo sapere se per favore mi dice chi ha fischiato. Venga, chi è che ha fischiato, lei o lui? No, lei ha fischiato. Rifaccia un attimo quel fischio, che si sono girati tutti per raffinatezza del linguaggio. Lo faccia quel fischio. A chi è che ha chiamato il cane? No. Alla figlia, io l'ho sentito, sta chiamando la figlia. Ah, la moglie, ancora peggio. Scusi signora, l'ha chiamato suo marito col fischio, ma si rende conto signora? Ma che infatti mi sono girata subito. Ha detto questo mi fa fare delle gran figure di... Ma non dai. lo dica, le parole ce lo dica. Sì, anche alla fiera del camper. Allora, anche alla fiera del camper. Figure, Glielo ma che dica, vergogna. ma ce l'avete il camper? Certo che c'è già il terzo che compro, quindi Sì, io... però il camper lo cambia, ma il marito? No, sempre quello. Ma da signora, 20 lei quando da cambia il 22 camper anni. deve Cambia mollare tutto, no, dentro cambia anche tutto. lui. Camper nuovo, marito? Vieni qua, fatti vedere. Dai, una cosa velocissima. Com'è quest'anno il salone del camper? No signora, la fiera no. Rifacciamo, è un salone, dica, siamo al salone del camper, lo dica. Siamo al salone del camper. E mi sono portata mio marito, lo dica. C'è l'altro mio marito che mi fischia dietro per chiamarmi. Ma che fischio le ha fatto? Io non sono Oppure capace. che è più carino o cioè signora, ma di una raffinatezza. Sei molto fine mio marito. Dov'è che l'ha trovato signora? Guarda come sta inquadralo, guarda come sta scappando. È diventato rosso, verde. Lavora alla Ferretti, fa anche gli yacht di lusso. Ah, lavora alla Ferretti, eh? Scusi, vabbè, allora facciamo un quadretto finale che salutiamo, venga signora. Allora, passate tutti al camper perché? Il salone del camper, beh, per vedere i modelli nuovi. I mariti nuovi da un'altra parte, i modelli dei camper e delle roulotte. Turismo molto bello, turismo itinerante. E lei va in giro con? Con il suo marito. Da quanto tempo vi amate? Da 27 anni. Sei proprio un ruffiano. No, non sono. Adesso chiedi scusa che lei fischiato. Ah, no, la chiamo Chiedi scusa che lei fischiato. Ma la chiama in giro così anche per la città, dice, quando... Anche. Guarda solo davanti, in giro non guardo. Così. Quindi lei per il timore che lei si perda, cosa ha fatto? Vuole rifarlo? No. Tutta sta roba qua. Adesso poi glielo diciamo, che vi vedranno in tutta Italia. Che vergogna. Vergogna. Vabbè, salutate, ciao. Arrivederci, ciao. Si scherza, eh? Ma si scherza cosa? Hai fischiato come un matto. Non fare così. Ciao.